ve lo dico proprio sinceramente, non ne vale la pena manco mettermi una maglietta buona e gira il video, ve lo beccate in pigiama, col pigiama della Marvel, tanto. Io sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa prestazione, io sapevo che saremmo prima o poi entrati in campo troppo assuefatti perché tutti quei punti fatti con quelle squadre prima o poi li avremmo pagati, ma non pensavo di pagarli così. Cioè, così è veramente vergognoso. Ma che cos'è questo? Cos'è al momento? Io il video post partita, perché tanto lo pubblico subito, perché non penso accadrà un qualcosa di diverso, non c'è proprio un margine per poter anche solo pensare di pareggiarla. Cioè, siamo al 65esimo. Io, ragazzi, non... Imbarazzanti. Veramente imbarazzanti. Una cosa vergognosa. Orribile, brutti, ma aiutatemi a di brutti. Mai visto il... No, mai visto no. Però il Cagliari oggi ha veramente giocato una delle peggiori partite che poteva giocare. Cioè, attacco proprio inesistente. Il centrocampo che non fa filtro e sta immobile. La difesa che prende gol. Cioè, tutto ciò che si poteva sbagliare in questa partita è stata sbagliata. Ma io, per precisamente 66 minuti e 37, cosa cazzo ho visto? Io sono veramente schifato da tutto questo. Sono veramente tanto schifato. Era fisiologico. Cioè, io conosco i miei polli. So che sarebbe arrivato quel momento in cui eh, avremmo capito che questi 5 punti contro tre grandi squadre magari non erano falsati, però erano probabilmente per larga parte frutto di un entusiasmo e di una voglia di voler far bene perché vai a giocare contro una grande squadra. Sicuramente abbiamo del talento in squadra. Ricordiamoci che comunque oggi manca Lovumbo, eh, è assente Viola, è assente Mina e poi di questo ne parleremo meglio nel video del giorno dopo. Ci sono delle assenze, per carità, ma abbiamo visto che anche con le seconde linee il Cagliari comunque qualche difficoltà la può creare. Ma non è stato questo il caso, non è stata questa la partita, per niente. È tutto veramente sbagliato, sbagliato, perché poi sembra che dopo aver ottenuto una vittoria con l'Atalanta e un pareggio con Juve e Inter, sembra che tu ti sia salvato aritmeticamente, ma così non è. Così non è. E tu oggi dovevi andare a Genova e non dico che dovevi vincere per forza, perché l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. A me non è la vittoria che importa. Oggi mi rode il culo non per il fatto che torniamo a casa quasi sicuramente con 0 punti, ma perché tu oggi non sei proprio sceso in campo. Perché definire prestazione quello che ha fatto il Cagliari in questi 69 minuti è imbarazzante. Oggi, più che una prestazione sportiva, il Cagliari ha fornito sostanzialmente letame, guano. Vogliamo essere meno edulcorati? Merda. Pura e semplice merda. Questo è quello che ci ha dato oggi il Cagliari. E a me mi fa rodere il culo da morire questa cosa. Perché abbiamo sprecato
una possibilità enorme, enorme. Io volevo uscire dal campo e essere fiero dei miei ragazzi, che è la cosa che ho fatto con l'Atalanta, è la cosa che ho fatto con l'Inter e è la cosa che ho fatto con la Juve, perché al di là del risultato, la prestazione meritava rispetto. Oggi qua la prestazione, anche se proprio è la parola più sbagliata da usare, merita tutto tranne che rispetto. Merita proprio il completo opposto. Io non so se ha sbagliato la partita il mister, se ha sbagliato i cambi, se ha sbagliato l'atteggiamento, se hanno sbagliato l'atteggiamento i giocatori che sono scesi in campo. Non lo so, sta di fatto che qui qualcuno ha sbagliato, palese. Che sia il mister, che sia l'allenatore, qualcuno qui, cioè che sia il mister o che siano i giocatori, qui qualcuno ha sbagliato. E ha fatto un errore della Madonna. Gravissimo, gravissimo. Voi non potete capire quanto mi rode il culo. Voi non avete idea di quanto mi rodi il culo. Perché è inammissibile una prestazione simile. Perdere ci sta, ma così no. Così proprio no. Poi con- ho visto e continuo a vedere certe cose imbarazzanti. Questo ha dato il giallo ad Augello quando ha palesemente preso palla, però vabbè. È il male minore questo. E attenzione, lo faccio dopo. Vabbè, dopo ha preso il giocatore, ma non è che si può tagliare le gambe, Augello. Vabbè. Ehm, lo dico dopo 7 minuti, ma va detto. Tutti i meriti al Genoa, eh. Attenzione, io con questo non voglio capirai, entrazzi. Mo la risolvemo. Al posto di Shomurodov. Sì, vabbè. Vabbè. Aresti a centrocampo ce lo mettiamo? Cioè, quindi la Padula mi va a fare l'unica punta. Anzi, fammi abbassare che qua non si sa mai copyright e quant'altro. La Padula mi va a fare l'unica punta. Oppure affiancato da Gaetano. Boh, vabbè, sarà un 4-4-2 sicuro. Non, non l'ho detto, ma lo dico. Cioè, complimenti assolutamente al Genoa. Perché ha fatto una signora partita. Ha giocato con la cattiveria con cui doveva giocare. E a me dispiace perché quando vedo una squadra avversaria che scende in campo così motivata, a me dispiace, a prescindere se vinco, perdo o pareggio. A me dispiace se la mia squadra non fa altrettanto, perché sicuramente io mi perdo poi uno spettacolo, mi perdo una partita da ricordare. Cos'altro vogliamo? È il 73esimo e non sto vedendo niente. Cioè, le azioni che fa il Cagliari oggi, che ha fatto il Cagliari oggi, hanno dell'imbarazzante. Io non lo so, veramente ragazzi, non lo so. Non so cosa sto vedendo, non so cosa sta succedendo. Cioè, cosa sta succedendo lo so, è palese. Siamo rimasti troppo appagati e troppo convinti dalle prestazioni precedenti. Sì. Dio, se segnavazzi spegnevo subito. Se segnavazzi spegnevo subito. Male, male. Io, ragazzi, negli ultimi tempi ho perso un po' di memoria, però andando a spanne, questa mi ricorda più o meno la partita fatta contro la Fiorentina. Del,
credo del girone di andata, quella persa 4-0. 3-0, 4-0, mo non mi ricordo, non c'è manco. No, sta qua sotto. Così, tanto per ingannare l'attesa, no? Quando era? Mi pare il girone d'andata al 4-0. Eh sì, per forza è andata perché il ritorno cioè, la beccamo all'ultima giornata. 3-0, ecco. Mi devo ricordare il risultato esatto. Tristezza a palate, raga. Tristezza a palate. Io non lo so, non penso che aggiungerò altro. Mi guarderò. Siamo al 75esimo adesso. Mi guarderò, ragazzi, fino all'80esimo con voi. E poi vedrete il video pubblicato. Perché tanto io sono sicuro che comunque non accadrà niente, non ci sarà un gol della bandiera, non ci sarà niente, perché oggi il Cagliari veramente non è sceso in campo. Non è sceso in campo. L'unico a cui mi sento di dare, ma non è nemmeno una sufficienza, però è un voto leggermente superiore agli altri, è Gaetano, ma per alcune cose che ha fatto nel primo tempo che sembrava un po' predicare nel deserto. Oristagno invece ogni tanto ci provava, ma anche lui poca roba, poi non so se l'ho detto prima, lo ridico, speriamo che non sia nulla di grave, perché comunque è un giocatore importante, molto importante. Io guarda qua Obert che ci stava andando a scuffette, ci stava andando, ma porca troia. Io capisco toppare partite nell'arco di una stagione, ci sta, è assolutamente legittimo. Non si possono giocare tutte in 38 le partite bene, ma Cristo santo, così no. Così non esiste. Così non esiste proprio. Questa è proprio una presa per il culo. Veramente una grandissima presa per il culo. E ribadisco, complimenti al Genoa. Complimenti vivissimi al Genoa che l'anno scorso ha fatto un campionato veramente strepitoso, seppur cominciato in maniera un po' così con Blessing. Un Genoa che quest'anno si è consolidato, ha tenuto i punti forti e ha fatto degli acquisti intelligenti, ha creato una rosa molto 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 valida e si è premiata giustamente con una salvezza con 5 giornate di anticipo e se la merita tutta questa salvezza il Genoa. Bravi loro, bravi loro. Nulla da aggiungere perché tutto quello che sta accadendo se lo stanno meritando ampiamente. Io non ho mai nascosto il mio rammarico nel vedere il Genoa dell'era Preziosi. Non mi è mai piaciuto e penso che nemmeno ai stessi genuani sia mai piaciuto. Ma adesso è un Genoa coi controcoglioni. Noi invece oggi siamo stati dei conigli. Ma come si fa? Come si fa? Ma come si fa a scendere in campo così alla 34esima giornata di Serie A? Quando stai a soli 3 punti dalla permanenza in Serie A? È inammissibile. È veramente inammissibile. Cancelliamo subito i risultati utili contro le tre grandi. Facciamo finta che non siano mai esistiti perché se dobbiamo fare i risultati contro le grandi e poi fai i coglioni contro squadre che possono essere molto di più alla nostra portata, non conviene manco rimanere in Serie A, perché piamo schiaffi a destra e manca.
Io mantengo fede a quello che ho detto, ragazzi, siamo a 79, 37, 38. Se ce l'avessi mi metterei le mani nei capelli comunque, davvero. Se ce l'avessi mi metterei le mani nei capelli. Imbarazzanti. Ottantesimo che scocca adesso. Io penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Poi della partita ne parleremo in maniera più approfondita se ce ne sarà bisogno nel video di domani. Io penso che per stasera basti così. Fatemi sapere voi qua sotto la vostra nei commenti e noi ci vediamo domani. Belli, raga.